Buongiorno, i titoli con le principali notizie. Ennesimo incidente sul lavoro mortale. A Scordia il titolare di un'impresa edile precipita da un ponteggio di una palazzina a 2 piani. Stava eseguendo lavori di ristrutturazione. Ad Agrigento è giallo su una donna trovata carbonizzata in casa a Casteltermini. La 68enne viveva da sola con i suoi cani. La procura apre un'inchiesta. Bufera sull'ASP di Ragusa, 8 mesi per un'ecografia. Il Comitato Civico Articolo 32 chiede un'indagine ispettiva. Eruzione spettacolare sull'Etna fra il pomeriggio di ieri e la nottata, visibile da chilometri di distanza. Attività stromboliana in costante diminuzione nella notte, nessun impatto sull'aeroporto. A Catania perdita d'acqua nel parcheggio della metropolitana, alla fermata Milo. Nel frattempo resta secco la fontana al Tonno Gioeni. Tornando a casa con il treno Sicilia Express, studenti e famiglie arrivati dopo un viaggio di 20 ore su vagoni voluti dalla regione per contrastare il caro voli. Calcio, alla crisi societaria per il Messina si aggiunge un colpo di scena, esonerato il tecnico Banchieri alla vigilia della trasferta a Foggia. Il Catania chiude la settimana con un test match contro il Modica, rossazzurri 4 volte in rete e pronti per la sfida con il Potenza di sabato 26 aprile. Buongiorno, benvenuti e benvenute a questa edizione del nostro telegiornale. Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia, a Scordia. Siamo nel Catanese. Il titolare di un'impresa edile muore cadendo da un ponteggio di una palazzina a 2 piani mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione. Sentiamo Salvo Cona. Tragedia a Scordia, incontrata a Petraro, a pochi chilometri dalla zona industriale. Il titolare di un'impresa edile, Nunzio Mazzone, 64 anni, ha perso la vita dopo essere caduto dal ponteggio di una palazzina privata a 2 piani mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione. Il volo di circa 6 metri non ha lasciato scampo al povero muratore, per cui si sono rivelati inutili i soccorsi del 118 e l'arrivo dell'elisoccorso. Oltre ai carabinieri sono arrivati il medico legale, la dottoressa Francesca Berlic e gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASP di Catania, che hanno eseguito i rilievi per accertare se fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza. Dall'inizio dell'anno le morti bianche nella nostra regione sono più di 10. In un post il sindaco di Scordia, Francesco Barchitta, esprime cordoglio per la tragica morte di Nunzio Mazzone, da tutti definito come persona buona, rispettosa e grande amico di tutti. È giallo a Casteltermini, nell'Agrigentino, all'interno di una villetta. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna. Si tratta di Filomena De Marco, 68 anni, che viveva da sola con i suoi cani. Sentiamo Davide Sardo. Un mistero fitto e inquietante scuote Casteltermini, piccolo comune dell'entroterra agrigentino. All'interno di questa villetta, all'ingresso del paese, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna. È Filomena De Marco, 68 anni, che viveva da sola con i suoi cani. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal denso fumo che fuoriusciva dall'abitazione della pensionata. Le fiamme sono state domate, ma la scoperta del cadavere ha aperto scenari drammatici. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'indagine. Carabinieri e inquirenti mantengono il massimo riservo. Gli accertamenti sono in corso e si attendono gli esiti dell'autopsia, che saranno fondamentali per chiarire le cause della morte. Se dovessero emergere ferite o tracce di violenza, l'indagine si orienterebbe verso l'omicidio. Non si esclude il movente della rapina, approfittando dell'isolamento della donna. Forse Filomena De Marco ha sorpreso qualcuno in casa, forse ha reagito, oppure si è trattato di un'aggressione mirata con un preciso movente. Resta anche l'ipotesi che il fuoco si sia appiccato dolosamente per cancellare prove e depistare le indagini. Interrogativi che per ora restano senza risposta. Gli inquirenti lavorano senza sosta per fare luce sul caso.
I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato a Belpasso 28.000 litri di benzina contaminata al 26% da gasolio che avrebbe causato guasti meccanici agli automobilisti. La vicenda trae origine da una segnalazione al numero 117 avvenuta recentemente da parte di un cittadino rimasto in panne col proprio autoveicolo dopo il rifornimento. Il gestore dell'impianto è stato denunciato per frode nell'esercizio del commercio e sequestrato il distributore. Adesso a Palermo, dalla Sicilia in provincia di Torino per rapinare le banche dopo aver fatto sopralluoghi per preparare i colpi. Arrestati 5 componenti della cosiddetta banda di Palermo e sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Torino con quelli di Palermo. Le rapine agli istituti bancari tra il febbraio e marzo del 2024. 8 mesi per una ecografia per sospetta patologia tiroidea. Accade a Ragusa e lo denuncia il Comitato Civico Articolo 32 che chiede un'indagine ispettiva. Veronica Barbarino. Attese troppo lunghe per una visita, appuntamenti fissati dall'ASP di Ragusa ben oltre l'urgenza indicata sulla ricetta medica. Lo denuncia ancora una volta il Comitato Civico Articolo 32, ora in difesa di una donna ragusana di 75 anni che necessita di un'ecografia del capo e del collo per una sospetta patologia tiroidea. Era il 17 aprile quando il medico di famiglia ha prescritto che l'indagine strumentale avvenisse entro 10 giorni. A fronte della richiesta, l'azienda sanitaria ha fissato un appuntamento dopo 8 mesi. Le continue dichiarazioni di riduzione delle liste di attesa ci appaiono come semplici slogan pubblicitari. È necessario che si arrivi ad una iniziativa ispettiva da parte di un soggetto indipendente, quindi non legato ai soggetti politici che hanno nominato i manager, affinché si arrivi ad una valutazione complessiva delle criticità nell'ambito dell'azienda sanitaria. Certo che le richieste siano di gran lunga superiori rispetto all'offerta, dall'ASP ragusana al caso in questione rispondono che trattandosi di un primo accesso è possibile presentare l'istanza per i percorsi di tutela che permettono di svolgere le prestazioni, dopo aver appurato l'appropriatezza della richiesta, entro i tempi istituzionali sanciti dal livello di priorità. Spettacolare eruzione sull'Etna, visibile da molti chilometri di distanza la scorsa notte, è iniziata al pomeriggio di ieri, attività stromboliana al cratere di sud-est che poi è andata via via diminuendo nel corso della notte. Come si può vedere dalle immagini della mattinata di oggi, l'INGV monitora la situazione dal punto di vista sismico. L'ampiezza del tremore vulcanico a partire dalle 14 ha mostrato un continuo incremento raggiungendo valori più alti alle 19, anche in questo caso con una diminuzione durante la notte. La fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non ha influenzato l'operatività dell'aeroporto di Catania. Parliamo di reddito di povertà. A richiedere il sussidio sono stati 97.000 siciliani, ma non tutti riceveranno appunto il bonus. Sentiamo Marco Gullà. È una Sicilia che ancora soffre la povertà. La nuova radiografia che arriva dai dati delle domande per il reddito di povertà certifica proprio questo. A chiedere il sussidio sono stati circa 97.000 siciliani, tantissimi, anzi troppi, rispetto al budget che il governo Schifani ha stanziato alla fine del 2024 per erogare il contributo una tantum. La maggior parte delle richieste non verrà quindi esaudita. Per approvare tutte le domande servirebbero più o meno 250 milioni di euro, soldi che la Regione non ha. Dunque, sempre secondo i primi sommari calcoli, con i 30 milioni disponibili potrebbero essere finanziate circa 11.000 domande. Tantissime domande, infatti, sono arrivate dai quartieri popolari di Palermo, come lo Sperone. Verranno bocciate, non potranno essere esaudite per come è necessario, perché i fondi sono quelli che sono. Quello che abbiamo detto sin dall'inizio, come parrocchia siamo stati chiari, ed è bellissima l'idea del Presidente di sostenere le famiglie, ma questa misura non può essere sufficiente purtroppo per i numeri che viviamo ogni giorno nelle realtà locali. L'allarme riguarda anche chi fino a qualche anno fa faceva parte della cosiddetta middle class. Noi abbiamo adesso il povero di sempre che bene o male non è più morto di fame del tutto, riesce a sopravvivere grazie a quei piccoli sussidi che ci sono. Dall'altro lato la fascia media si è impoverita e questo è un grossissimo problema, perché aumentano le richieste anche alla nostra Caritas, per esempio. Tanta gente chiede la visita medica, il ticket, perché magari lavora, ha le 1.000 euro al mese ma non bastano per vivere, allora il ticket di 50-70 euro per l'esame straordinario diventa un problema.
A Palermo è riscoppiata una rissa tra tifosi della squadra durante un'iniziativa che vedeva i supporter rosanero della Curva Nord consegnare delle uova di Pasqua ai bambini di alcuni quartieri popolari della città. Una prima avvisaglia era arrivata nei pressi del centro Padre Nostro con i bambini che hanno assistito alla scena. La motivazione sarebbe che in quella zona c'è un club della Curva Sud. Istituito dal governo regionale non bastano per tutti i temi della guerra voluta solo dai potenti della terra, della droga e dei guai nella sanità sono al centro del messaggio pasquale dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Sentiamolo. Credo che il messaggio più grande che deve essere proclamato in questa Pasqua e che richiede anche l'intera famiglia umana è che gli uomini si devono incontrare riscattati dalla distruzione della guerra. L'umanità non vuole la guerra, la vogliono i grandi di questo mondo. Penso alle tante crisi che oggi anche ha la nostra terra, dalla sanità alla droga, sono strutture di peccato, non lo dimentichiamo, e se entra Cristo entra anche forza di liberazione, di trasfigurazione. Una breve pausa, poi andremo a Catania dove ci sono delle fontane d'acqua improvvisate pensate nella stazione della metropolitana Milo. Fontane improvvisate a Catania, giochi d'acqua nel parcheggio della metropolitana Milo, ma si tratta di una perdita. Il guasto segnalato da diversi giorni. In compenso resta a secco la fontana al Tondo Gioeni. Tonino De Mana. L'acqua zampilla ed è stata realizzata senza spendere un euro. Niente passerelle per l'inaugurazione. Il parcheggio della metropolitana di Milo ha una nuova fontana con improvvisati giochi d'acqua. Eccola in tutto il suo splendore sotto lo sguardo stupito dei passanti. Scherzi a parte, gli schizzi derivano da una copiosa perdita del sistema di irrigazione delle aiuole, tra l'altro invase da rifiuti e cartacce. Da 10 giorni c'è questa perdita di acqua che mi sembra assurdo nessuno abbia segnalato. Peraltro il giorno che è iniziata c'erano anche dei vigili qua che stavano facendo le multe, le macchine giustamente messe fuori dagli stalli. Una perdita importante in un momento in cui tra l'altro la Sicilia è a secco. Uno spreco di acqua non indifferente, che la cosa mi sembra alquanto scorretta e nessuno si prende la briga di poterla sistemare, perché magari è da tanti giorni, visto che io posteggio tutte le mattine qui, è sempre là, però è bella, diciamo. Per fortuna l'acqua defluisce, altrimenti oltre alla fontana avremmo anche un caratteristico laghetto. In compenso continua a restare a secco la fontana di Tondo Gioeni. Ad esempio la fontana del Tondo Gioeni, che è già stata segnalata più volte anche da voi se non sbaglio, resta a secco. Ci puoi ricordare una fontana a secco a Catania? E quella di Tondo Gioeni? Risposta esatta. Catania, terra di paradossi, e chissà che per Pasquetta qualcuno non utilizzi il parcheggio di Milo per una rinfrescante scampagnata all'aria aperta. Tornando a casa per Pasqua con il treno Sicilia Express voluto dalla regione siciliana per combattere il caro voli. Francesco Triolo. Le facce sono quelle tirate dopo un lungo viaggio, ma il sorriso è di quelli riscaldati dal primo sole siciliano. Aria di casa per i 540 passeggeri del Sicilia Express versione pasquale, il treno che la regione ha allestito ancora una volta con la collaborazione di FS italiane per combattere il caro prezzi dei voli aerei, che questa mattina è sbarcato a Messina poco dopo le 8. La partenza ieri alle 12:30 da Torino Portanuova, quindi le varie tappe nelle città del nord, prima di arrivare in Sicilia. Benissimo, è stato divertentissimo, è stato proprio un ritorno a casa. Come è andato questo viaggio? Bene, siamo un po' stanchi, però bene, siamo arrivati, c'è il sole e quindi è andato bene, meglio della prima volta. La prossima volta macchina con un treno, per favore, un po' più largo. No, è andata bene, dai. Siamo divertiti ieri sera e abbiamo dormito, più o meno. Aspettiamo solo di arrivare a casa. C'era divertimento, intrattenimento, quindi il tempo volava, non te ne accorgevi chissà quanto. Era la prima volta per voi su Sicilia Express o l'avete già fatto quello di Natale? Io l'ho fatto anche a Natale. Sì, e com'è andata rispetto a quello? Bene. No, hanno migliorato anche l'intrattenimento, era diverso, c'era il DJ.
prezzi calmierati, 29 euro per il posto a sedere, 39 per la cuccetta, studenti ma anche famiglie e lavoratori a bordo, il vagone ristorante con la possibilità di degustare prodotti tipici, animazione, si è giocato a carte, si è cantato anche con testimonial d'eccezione. Siamo stati insieme, abbiamo rivissuto il treno come quel mezzo che fino agli anni '80 ci faceva fare amicizie, ci faceva nascere grandi legami. Ecco, il treno deve servire a questo, non solo a riportarci a casa, ma a farci ricordare che siamo una comunità che si ritrova, e quando la comunità è siciliana il treno esplode di energia. Una breve pausa, il calcio con Messina e Catania. Per il calcio, colpo di scena nel Messina, il tecnico Simone Banchieri è stato esonerato a meno di 48 ore dalla trasferta di Foggia. Sergio Colosi. Alla crisi societaria si aggiunge anche quella tecnica. Nella tarda serata di ieri l'allenatore Simone Banchieri è stato esonerato. Al suo posto in panchina a Foggia andrà il vice Antonio Gatto. Banchieri è entrato in rotta di collisione con la squadra il direttore sportivo Domenico Roma, in un contesto sempre più delicato per le note vicende societarie. Domani in Puglia i giallorossi cercano i 3 punti per alimentare le speranze di giocare il play-out. Speranze però che potrebbero essere vanificate da una grave crisi societaria che non ha permesso mercoledì scorso di pagare ai tesserati stipendi e contributi, anche se la nuova penalizzazione dovrà essere scontata nella prossima stagione indipendentemente dalla categoria. I club giallorossi in un comunicato hanno parlato di fallimento premeditato con attacchi indirizzati ai vari attori della vicenda, Pietro Sciotto su tutti. Sono stati ringraziati invece gli imprenditori che hanno dimostrato attaccamento con la raccolta fondi che non è andata a buon fine, rivolto infine sostegno incondizionato ai giocatori, gli unici ad avere onorato la maglia. Il Catania ha concluso la settimana di lavoro con il test contro il Modica, squadra di eccellenza, terminato con il punteggio di 4-0. Marco Carli. Dopo 5 giorni di lavoro intenso, nell'ultimo allenamento settimanale del Catania, la partitella con il Modica, squadra di eccellenza. I rossazzurri si sono imposti per 4-0, a segno Lunetta, Jimenez, Inglese dal dischetto e Stoppa. Dopo 2 giorni di riposo, il Catania tornerà ad allenarsi lunedì con 5 sessioni mattutine consecutive in programma al Cibalino e al campo Mazzola di Mister Bianco. Il tutto in vista dell'ultima di stagione regolare contro il Potenza. Appuntamento al Viviani, sabato alle 16:30. Ci arriva un Catania certamente convinto, che negli ultimi 2 mesi ha collezionato 19 punti in 10 gare, con 4 clean sheet nelle ultime 5, in cui i rossazzurri hanno subito reti solo dall'Avellino, prossimo alla promozione in B. I playoff sono un terno all'otto, ma la squadra che si è vista negli ultimi mesi favorita da recuperi importanti può dire la sua. Intanto i massimi dirigenti del club sono in Australia. Il vicepresidente Grella, insieme a Pelligra, ha assistito agli allenamenti del Perth Gloria, altra società facente capo al gruppo dell'imprenditore italo-australiano. Una trasferta che può diventare occasione anche per parlare del futuro della squadra rossazzurra. 2 gli obiettivi. Il primo in ordine di tempo è l'arrivo del direttore generale. A quel che risulta l'accordo con Zarbano è già stato definito. L'ipotesi è di una durata biennale con il dirigente con tanta esperienza in A, che potrebbe arrivare presto a Catania per cominciare a lavorare col club in vista della prossima stagione. E poi c'è Torre del Grifo. Dopo l'ennesima asta andata deserta, si attendono le mosse della dirigenza etnea, che potrebbe provare ad aprire con la curatela una trattativa privata. È tutto, la prossima edizione alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.